Una modifica di legge regionale importante che va a dare maggiore autonomia di gestione di fondi alle comunità montane. La legge in questione, la regionale 23 del 96, regola la raccolta di funghi. È un importante obiettivo che abbiamo raggiunto insieme facendo rete, perché credo sia importante fare rete tra le varie amministrazioni del territorio, comuni, province, regioni, Unione Montana, per raggiungere obiettivi come questo, dove questa modifica ha portato dei benefici, porterà dei benefici importanti nella gestione di questo ente. In pratica le unioni montane prima avrebbero dovuto destinare il 70% del ricavato dai patentini per raccolta funghi alla cura del patrimonio boschivo e il 30% alle spese vive delle unioni. Adesso l'Unione avrà più autonomia nel decidere dove destinare i proventi, anche per pagare spese di funzionamento o personale. Una modifica voluta dal vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco. Un momento importante di confronto che ci permetterà anche nei prossimi mesi di analizzare a fondo le tante criticità e cogliere ovviamente le varie opportunità finanziarie che permetteranno a questo ente di ripartire grazie anche alla collaborazione di tutti i sindaci di questa importante realtà del nostro Veneto.